Amici followers, ma soprattutto amici e follower, siamo tornati. Sì, andiamo a vedere l'Assise E come sempre ci stiamo perdendo. ci stiamo perdendo nell'autogrill. Prendiamo un piccolo salamino. Sì, Pensate. io guardi, questa tesi gli darei un 4. No, ma- sinceramente. Abbiamo 5 coperti. E quindi dai, ai prossimi video. Ciao. Ciao ragazzi. Amici followers, ma soprattutto Amici e follower, siamo tornati. Sì, anche oggi un nuovo viaggio. Un giretto, facciamo un giretto al lago di Garda. Andiamo a vedere l'Assise. L'Assise è bellissima, siamo già Sì, stati, sì, la sì. conosciamo, quindi andiamo a Bellissima. rivisitarla. Bellissima giornata per il momento qua. E oggi abbiamo una sole. sorpresa. Oggi abbiamo le nostre consorti. Una Simon- new entry, Simon diciamo, Entry. che sarà una sorpresa quando arriveremo all'Assise. Ringraziamo i nostri amici follower che Sì, ci seguono, ci seguono tanti, numerosi, e numerosi. soprattutto anche quelli non iscritti che ci seguono Esatto. tanti. E mi raccomando, l'unica cosa è spargete. Allora cliccate mi piace, Scherzo, iscrivetevi anche nel canale esatto. perché dai un po' di sostegno ci vuole. E per farvi 4 risate, per vedere dei posti bellissimi. Tra poco le nostre consorti andranno al lavoro e noi saremo liberi. Hola amici followers, siamo giunti alla prima sostina, no socio? Certo, Perché il caffettino ho bevuto sempre di prima mattina. è diritto, è E diritto. come al solito c'è il nostro pit stop. Siamo qui, vedete, a Limenella, quindi per andare a Verona dobbiamo fare questo tipo di autostrada e quindi ci fermiamo a Limenella. Adesso speriamo come al solito di non perderci dentro. È un disastro lì dentro, perché è labirintoso, ci sono tante cose da acquistare, quindi è labirintoso, però cerchiamo di passare. dai. Andiamo a vedere chi c'è qui. Venite a vedere. Abbiamo Pippo. Eccolo Pippostrello. Ciao Pippostrello. Adesso lo tiriamo giù, vero? Sì. E come sempre Ci stiamo perdendo. ci stiamo perdendo nell'autogrill. Ma sti autogrill? No, socio, non capisco. Cioè, Guarda, guarda il reparto salami. guardiamo. Aspetta. Guarda il reparto salami. Un piccolo. Prendiamo un piccolo salamino. Sì, 50 euro e facciamo un paninotto. Hanno le corsie, cioè tu credi di uscire, ma penetri in un'altra corsia, È un dove altro ti mondo. porta Sì, in un sì, altro altro mondo mondo, dove sì, tu sì, devi sì, acquistare sì, e ci sono i giri, prodotti giri. con le voci, sentite dell'olio che ci dice prendimi, sì, l'olio. Comunque, belle queste qua, vedi, le macchinette, vedete. Ragazzi, un pacchetto di caramelle 3,30 euro, da comprare subito. Salutiamo i nostri amici che Sì. la commessa che ci dice Sì, parole perché dopo. la commessa poi abbiamo già visto che ci ha riconosciuto, Sì, ci ha riconosciuto. e non solo dico non si può prendere. Abbiamo si messo gli può occhiali muovere, apposta deve perché la stare gente attenti, non ci riconosca. riconosca. Va bene, a dopo, ciao. Metri. Alla rotonda, prosegui dritto su via A della scala SP5. Amici, Follower, ma soprattutto amici. amici follower. siamo arrivati al parcheggio di L'Assise. L'Assise, siamo arrivati all'Assise, abbiamo parcheggiato, Esatto, eccola. abbiamo Una app. l'app di parcheggio che faremo partire domani, così Dobbiamo farla partire, far partire adesso. Allora Praticamente comodo perché eviti Sì. di fare la coda al parcheggio carichi l'app, e via. metti il numero di targa, metti la Gold, quella che abbiamo noi, la Credit Sì, Gold sì. Card. Anche perché ci pagano Sì. per sponsorizzare questa app. Esatto. Si chiama l'app, si chiama appunto App, aspetta che guardo. App, sosta iniziata. Non preoccuparti, ti avviseremo 15 minuti prima della scadenza della tua uscita ed anche quando tornerà con la notifica push. Facciamo questa piccola pubblicità all'app. Easy Park, comoda app metropolitana per venire all'Assise, visitare, mettere nel parcheggio. Noi abbiamo messo l'orario fino alle ore 3, quindi da adesso che sono le 10:15, sarà l'app che ci avvisa. 7,35 euro. Vabbè, adesso noi stiamo accingendoci ad arrivare all'Assise, c'è il castello qua davanti, perché è una città murata, perché ha le mura. Infatti qui davanti, dopo vi faremo vedere, c'è l'ingresso, ci sono le mura. 300 metri. Siamo a sarà. 300 metri. Sì. Vedi, Dove c'è mia moglie che ha il contachilometri sulle scarpe
gli dice che saranno un 300 metri. Sono io che non ho Sì, le perché misure. lui ha le misure a spanne. Io ho la mia spanna. Una misura una a occhio. Uno a occhio. Una a occhio. Quanto sarà? 15 metri. Sì, una scala una a occhio. Da uno a occhio. Questi 300 metri che dicono le donne, che le donne, ricordatevi ragazzi, Hanno hanno sempre ragione, mai Sì, dare torto. mai dare sempre torto alle donne. ragione. Stanno già cominciando a venire su e giù con le moto, anche perché abbiamo trovato una bellissima giornata Sì, oggi, sì. perché è giornata di sole, 17 gradi, quindi neanche freddo, si sta veramente bene. Siamo dai ormai prossimi, adesso in questi giorni qua che ci troviamo inizieremo a dare un po' di manutenzione alla sua sì, moto. sì. Possiamo andare di là, sì, esatto. Alla sua moto, perché la mia è a posto. Sì, la Dobbiamo- mia devo ancora accenderla, è stata tutta l'inverno poverina con il mantenitore di carica, per carità. perché Vediamo se adesso però ha mantenuto qualcosa. se mantiene le promesse Come è dicono. mantenuta la carica. E poi partiremo con i nostri viaggi, insomma adesso il periodo è quello giusto e faremo di nuovo, resteremo insieme tutta l'estate, insomma, e pubblicheremo i nostri video il sabato. A dopo, ciao! Allora, siamo qui al lago di Garda e specialmente nella località di Lazzise. Voglio darvi un po' di nozioni sul lago di Garda. Allora, il lago di Garda, intanto dovete sapere che comprende 3 regioni: la Lombardia, il Veneto e il Trentino Alto Adige. Massimo affluente di questo bellissimo lago deriva dal Monte Baldo. Quindi questo Monte Baldo, questo fiume che viene fuori dal Monte Baldo, è il maggiore affluente di... un attimo, che non leggevo bene, scusate, ho fatto delle tesi però non leggevo bene. In epoca, no, assolutamente, in epoca romana il lago era conosciuto come Benacus ed praticamente alcuni lo veneravano come il dio, infatti il nome del dio Benacus. Voi direte, ma cos'era il dio Benacus? Un attimo che mi ricordo. Personificava lo stesso il lago, ma associato al culto del dio Nettuno. Quindi pensate... Io guardi, con questa tesi gli darei un 4. No, sinceramente. ma perché questo non le scrive bene, inutile, io non posso... Piccolo. È scritto piccolo, devo farlo in A15. No, io sono ben preparato, ma è lui che mi manda fuori strada, che io ho fatto una tesi qua, si ricorda che io ho fatto una tesi sul lago di Garda. Quindi io ho scritto sta cosa qua che... Non ti ricordi più niente. Anzi. Nel 1220, pensate, San Francesco d'Assisi, noto per parlare con gli uccelli, San Francesco parlava con gli uccelli, aveva fatto un distaccamento del monastero, l'aveva fatto proprio qui al lago di Garda. Ah, dove esattamente? Qui, al lago Qui. Sai che c'è la freccia, voi siete qui. Qui. Aveva fatto il monastero. Va bene. Ci hai illustrato molto bene. Sì, vi ho dato alcune nozioni di questo ignorante che ha scritto. Comunque il fiume principale è il Sarca, che viene giù dal Monte Baldo e che quindi sono delle nozioni molto importanti che a memoria. Secondo me quest'anno deve studiare un po' di più. Devo studiare un po' di più, Sì, dici sì, che sì. sono impreparato su questa Questa cosa volta è qua. stato un po' impreparato. Ma perché ho scritto in piccolo? Cioè perché mi ricordavo in piccolo? Sì, devo scrivere un po' più in grande perché era scritto troppo in piccolo e non riuscivo a leggere, anche perché avevo un gobbo un po' gobbo, quindi non riuscivo a leggere. Curvo e gobbo. Bellissimo, bellissimo. No, Cannocchiale. questo è un cannocchiale. Con questo, introducendo delle monete che noi non abbiamo perché abbiamo solo Il pezzettoni, bancomat. esatto, si poteva vedere la gente dall'altra parte del lago che salutava. Allora tu metti il bancomat, la monetina, quindi il bancomat noi abbiamo solo il gold, l'applicazione non c'è, quindi non possiamo, e sparavi alle navi. C'è una chiamata, la Chi sto è? chiamando. Non so chi No, è, ma a lei, stanno stanno chiamando lei, perché Ok. io non ho il telefono là dietro.
farlo! Vengo a salvarti, socio! Amici follower, ma soprattutto amici follower, volevo darvi vedere una peculiarità del lago. I capparossoli. Questi sono i capparossoli del lago. Allora c'è una moriade, vedete, di capparossoli. Allora voi direte, c'è una moriade perché il lago ha qualcosa che non va? No. Questi sono tutti scorzi che buttano via quando passano le pasta asciutte. Allora, non sapendo dove smaltirli, li buttano qua sul lago. Guardate quanti, guardate che roba. Una roba... Amici followers, ma soprattutto amici, siamo giunti qui nel ristorante, un ristorantino, anzi si chiama Taverna Marconi. Adesso vediamo cosa ci offrono da mangiare. E daremo una nostra solita recensione. Esatto, solita recensione, vi diremo com'è il cibo e faremo le nostre valutazioni finali. Comunque localino carino. Sì, bel locale con una vetrata Panoramica al lago dalla parte di qua e qua dentro diciamo una via di Nazzizia. Bellino come ristorante. Poi vi sapremo dire il solito prezzi, come abbiamo mangiato e cosa abbiamo mangiato. Dopo, allora signori, siamo qui, abbiamo 5 coperti, un bigolo con le sarde, 2 gnocchi agli asparagi, uccidiamo il bambino, grazie, un galletto tiki tiki, 2 migliefoglie, 2 mille, quindi fanno 2000, un cannolo. Un cannolo. No, c'è un cannolo. C'è anche la cheesecake. 2 acque naturali. e 2 coche laighe. sì. Una margherita. 2 piadine. A misero costo di 10 euro. E 2 caffè. Abbiamo un'idea di quanti soldi? Andiamo? Forza, Melissa, quanti soldi? 123,50. Oh, che brava. La Melissa ha detto più o meno 123,50. Aveva già detto il punto. Abbiamo tutto, c'è tutto? Sì, C'è qualcosa? direi di sì. Diciamo che 7 euro le 1000 foglie. Sti cazzi. No, sti cazzi non così, le 1000 foglie. Amici, ma soprattutto amici e follower, che ci seguite a miliardi, perché ormai siamo investiti di questo suffragio universale. Sta gente che... Allora, abbiamo mangiato qui, alla Taverna Marconi. Cosa dire? Allora, come location carina, perché come abbiamo anticipato prima sul video, Sì, precedente, sì. il video precedente, Un bello canino, molto particolare. esatto. E il fatto è che abbiamo, come abbiamo detto prima, atteso un po' troppo per la pizzatura, che forse secondo me si erano dimenticati. Mentre i primi e il secondo sono arrivati subito, pizza e focaccia. La pizza, diciamo, molto buona. Molto buona. La stile napoletano, Esatto. molto buona. quello sì. E i primi buoni, perché sia i gnocchetti e gli asparagi e sia i bigoli sono buoni, veramente erano buoni. Il dolce così, visivamente molto bello. Visivamente buono. Il punto debole del locale, secondo me, il dolce, perché non sapeva, Non era buono. non era buono. Insomma, la verità, diciamo Diciamo la che- verità, perché quello che noi diciamo nel bene Sì, e nel sì, male. sì, sì. Sarebbe stato Il un locale da dolce. 7 come totale, ma diamo un 6,5, 6 Sì, più, sì, 6 sì, più, sì. 6,5, non di più. Sì, i camerieri gentili, simpatici, ma alla fine insomma un 6 più, Insieme, dai, sì, un 6 sì. più un insieme di tutto. Il posto ne vale la E pena. magari la location, il centro di Lazzise. Vabbè, A dopo. ciao. Seeing monsters at your window. No, you can't stop. Era un'antica porta delle mura di Lazzise. Da qui entravano, suonavano il campanello, il citofono, rispondevano le guardie d'epoca. Chi è? E di là, se dicevano sono io, li aprivano. Se dicevano non sono io, li aprivano. E questo è il bello delle mura di Lazzise. Comunque no, a parte gli scherzi. Se puoi vedere, qui veniva giù il cancello. Vedi? Veniva giù ed era uno dei primi, una delle prime porte scorrevoli. Sì, hanno inventate a Lazzise, le famose porte scorrevoli di Lazzise. Cose grandi, meravigliose. You can't fall asleep when you're counting stars. Get it together. Your mind can't sleep when you let it serve. But now you wanna see me fall. From a quarter mile, I can see you at the call. Think about it, ring won't tell you what I saw. When you break it up, you'll see who had it all. You had it all.
niente di particolare, una chiesa normale, come ne abbiamo tante. Ci sono delle panche, ma ne trovi comuni in tante chiese. C'è una porta di entrata e anche di uscita, un altare che sembra un poco più basso rispetto agli altri altari che sono alti. Una chiesa normalissima. Noi andiamo in cerca di cose più antiche, più naif, intorno al 1000 qualcosa, 1000 e su giù. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Private. Honey, I'm a perfect 10. Piu, 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 piu. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. C'è stato un poco di gente, ma noi abbiamo messo la macchina Al sicuro, sul parcheggio principale. sul principale parcheggio. Abbiamo messo la macchina. Dove andiamo? C'è sta pure un guardiano. Amici follower, Ma soprattutto Amici. amici e follower. Siamo giunti anche oggi a questa conclusione di questo giretto. Bello, come sempre, che noi facciamo sempre giri belli. Abbiamo trovato anche un raduno delle Harley, della Harley sì, Davidson. sempre. Bella giornata, siamo stati paraculati perché abbiamo trovato, Subito parcheggio, perché come avete visto prima pullula di gente adesso. siamo arrivati prestino, quindi abbiamo trovato il parcheggio, abbiamo fatto il nostro giro, il nostro pranzetto, il nostro giretto normale. Piano piano ci incamminiamo alla macchina e torniamo verso casa. Mi raccomando, attivate la campanellina Seguiteci, e mettete mi piace. mettete mi piace, spargete la voce se vi piacciono i nostri video, che a noi fa piacere. Al prossimo viaggetto che facciamo. Speriamo presto e Ok. quindi dai, ai prossimi video. Ciao. Ciao ragazzi! Ecco, vediamo qua. Oh, adesso cosa facciamo? Stiamo tirando fuori la motorella mia per vedere se va. Funziona. Allora, le tanto. luci vanno. La Vado? pistolata, vediamo, sentiamo, tira l'aria. Al primo colpo, Incredibile. incredibile. Tutto funziona bene. Madonna.